Che sia primavera o autunno è sempre la stagione giusta per il FAI, il Fondo Ambiente Italia, che per il prossimo weekend ha programmato le giornate FAI di autunno. Un percorso per scoprire, per riscoprire, per vedere, per conoscere tantissime belle realtà del nostro territorio. La presentazione qui al Castello Chiaramonte di Siculiana, uno dei luoghi FAI che sarà possibile vedere. Un percorso che va dalla Colimbetra di Agrigento, percorre Porto Empedocle con la stazione, la Scala dei Turchi e poi la città di Siculiana. 2 giorni per ammirare, conoscere, condividere, diffondere le bellezze del nostro territorio. Le giornate FAI d'autunno sono giornate organizzate dal FAI Giovani e siamo contenti che sia stato scelto anche un percorso che dalla Colimbetra passa poi a Porto Empedocle, a Realmonte e poi arriva fino qui a Siculiana. Sono tanti i posti da vedere, alcuni sono anche dei luoghi progetto, come per esempio la stazione ferroviaria di Porto Empedocle, oppure anche la Scala dei Turchi, progetto perché ci abbiamo già lavorato, bellissimo anche l'itinerario qui tra il Museo Metè e poi questa struttura del Castello Chiaramontano e poi altre realtà come il Santissimo Crocifisso. Vi invitiamo tutti a partecipare, il 15 e il 16 è una giornata anche di raccolta fondi, ricordiamoci Salvare l'Italia si chiama l'iniziativa e noi siamo sempre presenti sul territorio perché secondo me uniti si vince anche in ordine alla capitale italiana della cultura, che è un'opportunità alla quale partecipiamo. La città di Siculiana, protagonista principale delle giornate FAI d'autunno, offre alcune delle sue bellezze per la fruizione di tutti e magari per conoscere degli aspetti e dei luoghi che così superficialmente abbiamo visto, ma che necessitano sicuramente di un approfondimento. Intanto ringrazio il FAI perché ci consente davvero di valorizzare quello che è stato il lavoro specialmente nell'ultimo anno, per cui oltre ai luoghi già noti come il Castello Chiaramonte, il Santuario, il Museo Mete, sarà possibile visitare dei percorsi storici perché noi siamo partiti proprio dalla memoria per riqualificare il centro storico. Ricordo che noi abbiamo 2 quartieri in particolare che sono molto interessanti, uno arabo e uno ebraico, per cui sarà possibile percorrere queste vie, quindi scoprire degli scorci molto interessanti. Non solo, ma all'interno delle giornate FAI noi proponiamo una mostra del maestro Rosario Bruno, che è un nostro artista, è davvero molto particolare, e in più tantissime altre iniziative per consentire ai visitatori di vivere al meglio queste 2 giornate. Giornate FAI d'autunno quest'anno si svolgeranno in un percorso che abbiamo immaginato che da Agrigento arriva fino a Siculiana, passando per il nostro bene che è il Giardino della Colimbetra, poi a Porto Empedocle con la stazione ferroviaria storica, a Realmonte con il Belvedere della Scala dei Turchi e poi a Siculiana con ben 4 beni aperti. Uno di questi è il Castello Chiaramontano, dove siamo in questo momento, poi ci sarà il Museo Mete, la chiesa e il Santuario del Santissimo Crocifisso e il percorso degli sposalizi. Gli spettatori, i fruitori sicuramente avranno delle notizie importanti, avranno delle guide speciali, gli studenti coinvolti in questo bel progetto. Sì, diciamo che una delle attività collaterali, che poi in realtà è la colonna e il pilastro portante di tutte le iniziative del FAI, sono gli apprendisti ciceroni, le scuole che sono coinvolte, tutti questi ragazzi, il loro entusiasmo che speriamo di trasmettere a tutti i visitatori.